Amici bellini, un video velocissimo, ma proprio di servizio. Questa volta non è un'opinione, voglio fare un servizio per chi magari non ha potuto vedere la partita di Oliveira, che è stata una partita durissima, una battaglia, e ho guardato anche quella di Kvara per vedere in che forma sta. Quindi cominciamo. Allora, tra poco gioca anche Lobotka, ma non posso aspettare perché sennò i video arrivano tardi e voi non vi iscrivete al canale. Invece Leo Val si è iscritto al canale, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati a tutti i vecchi iscritti e lasciate il like. Lasciate il like perché questa volta è veramente un servizio. Sfrutto il fatto di essere con l'altro fuso orario e mi rendo conto che rimanere svegli per guardare Uruguay-Colombia non era nemmeno il caso. Qualcuno è rimasto sveglio per guardare magari Paul contro Tyson, quella era una cosa così, ma l'hanno presa a lunga. E vi dico una cosa, perché io sto facendo i contenuti per gli abbonati così, mi hanno chiesto fai un po' di vlog e li ho portati in città. Tra un po' posterò questo video dove li porto a Manhattan. Alla fine era una giornata particolare perché sono andato a suonare e ci hanno chiesto di suonare prima del solito orario perché poi dovevano mandare in onda tutto il pugilato. Assolutamente un macello di sport all'interno del locale. C'era il basket, c'erano replay di partite del giorno prima, c'era Francia-Israele, c'era anche Uruguay-Colombia e ogni tanto urlavano ai gol della Colombia. Signori, mi sposto un attimo da qua perché non vi posso far vedere ovviamente video e cose, però magari qualche immagine, qualche screenshot lo metto. Prima di tutto Uruguay-Colombia è stata una battaglia, altro che incontro di pugilato. Si sa, no? Dopo anche le cose che erano successe con varie espulsioni, le risse, insomma la rissa tra Uruguay e Colombia è scontata e questi veramente si dannano l'anima per la loro nazionale. Bielsa probabilmente ha anche delle idee. Io non posso fare un'analisi tattica perché stavo suonando, però stavo suonando guardando proprio lo schermo da lontano e Oliveira ovviamente come suo solito in nazionale difensore centrale di sinistra e si butta anche in avanti, tant'è vero che è protagonista di un assist che porta un gol dell'Uruguay. Poi nel finale succede di tutto e all'84esimo circa c'è un intervento dove lui rompe la linea, va in anticipo e prende una botta sul ginocchio destro, perché ho letto qualcuno che era informato ma non benissimo, ginocchio destro, botta, coscia, ginocchio contro ginocchio. Insomma Oliveira resta a terra per un buon paio di minuti, spray e cose verse, si tocca il ginocchio, va vicino all'allenatore, Bielsa lo ributta in campo, proprio dice nessuna sostituzione, mancano pochi minuti, vai. Ed erano sul 2-1, quindi dovevano resistere. Grande recupero, incredibile, 10 minuti, 7 minuti di recupero, la Colombia riesce a pareggiare allo scadere dello scadere, ma poi si ributta in avanti l'Uruguay e riescono a fare il 3-2. Quindi meno male, perché lo sapete come la penso, quando tu fai uno sforzo fisico incredibile, se non porti nemmeno a casa il risultato è più pesante recuperare. E abbiamo visto, quindi vorrei anche tranquillizzare se magari arrivo, perché io ho scritto sugli altri social una brutta botta al ginocchio e avevo paura perché per un periodo per qualche minuto ha anche zoppicato, smorfia di dolore e Bielsa non l'ha sostituito. Ora lui avrà un'altra partita il 20 e speriamo che non la giochi, insomma, perché comunque la botta l'hai presa. Può essere solo una botta, come ci siamo spaventati per Buongiorno che si è rialzato tranquillamente dopo la partita, ne ha giocato un'altra con l'Italia senza accusare niente. Speriamo che sia così, perché altre volte è successo che Oliveira poi in nazionale ci ha lasciato le penne e non mi sembra proprio il caso, anche perché lì siamo un po' in apprensione. Se è vero che abbiamo delle soluzioni in attacco, vogliamo far ruotare per esempio Kvara, se si stanca troppo, e ci può anche stare un utilizzare Neres al posto di Kvara all'inizio, capiamoci. Tant'è vero che anche Kvara ha dato l'anima oggi e ne parliamo, ma se dovesse succedere qualcosa a Oliveira, che già tornando tardi i voli, le cose, come ha detto Conte, si sa quando partono e non si sa quando tornano,
E insomma là diventa un problema perché devi avere Spinazzola al massimo della forma, ti devi inventare un Mazzocchi lì a sinistra, insomma dobbiamo stare attenti. Quindi io mi sono spaventato tantissimo. Appena finita la serata sono corso a casa per cercare dei replay e per cercare le immagini, le ho trovate e ve le porto perché so per certo che si svegliano al mattino i giornalisti e non sa dire una partita. Se si vedono gli highlights è tanta roba, e quindi dagli highlights magari esce che l'Olivera ha fatto l'assist, si possono vedere i voti di SofaScore, Olivera tiene un bel voto, il voto insomma penso uno dei migliori della squadra, di conseguenza grande partita da Olivera, centrale, ma nessuno vi ha detto che ha preso questa botta pesante. È uscito con le sue gambe, non è stato portato in barella, e alla fine esultava perché poi c'è anche l'adrenalina, quindi tutto a posto. E mi sono spaventato io e spero che non ci siano cose, però se vi dicono qualcosa, affaticamento muscolare, no, è la botta che ha pigliato, quindi questa è la prima cosa. Dopodiché Kvara, ci siamo guardati la partita, la solita Giorgia volenterosa che però Kvara si gira, si danna l'anima, cerca di fare l'impossibile, la punta all'esterno, la sottopunta, si gioca da attaccante, gioca da rifinitore, deve fare quasi tutto lui e purtroppo si fanno gol da soli. L'Ucraina, che tra Mudryk, Dovbyk, tutta una serie anche di giocatori importanti, ha fatto la partita alla Georgia. Questa è una cosa da sottolineare, perché se andate poi a vedere l'attack momentum, il possesso palla, la Georgia ce l'ha messa tutta e Kvara si è dannato l'anima, credo il migliore dei suoi, e sono riusciti almeno a pareggiarla, e questo va bene per il morale, perché perdere quella partita non era il caso, e hanno pure rischiato poi di perderla negli ultimi minuti, ma quando hai Mamadashvili ti fa due parate, Ingrid ne ha fatte tre, una più bella dell'altra, veramente un top play. Se poi parliamo di portieri di un grande livello, è lui il portiere di grande livello. Quindi vi volevo tranquillizzare me stesso e darvi questo racconto della partita dell'Uruguay, e dobbiamo ragionare, ragazzi, che quando questi vanno in nazionale, mi pare che pure il centenario dell'Uruguay, se non sbaglio, insomma in nazionale si dannano l'anima, e sono battaglie, sono altro che incontri di pugilato semi organizzati eccetera eccetera. Queste sono battaglie veramente, e per la loro nazionale si farebbero ammazzare, e quindi dobbiamo capirlo. Abbiamo anche saputo che Lukaku torna indietro, torna perché sa che non è in grande forma. Sarebbe anche il caso di rispedire a casa anche Di Lorenzo e Buongiorno, fateli tornare a casa, perché altrimenti rischiamo brutto, perché non abbiamo tante alternative se si fanno male o se si affaticano i giocatori chiave, e quindi non va bene. Il discorso Dovbyk che doveva essere non gioca, ha giocato, non l'ha giocata tutta ma ha giocato, e quindi la defezione della Roma dovrebbe essere su Shoromudov o Shodoromuvov, non lo so dire, ma non mi interessa, io mi occupo dei miei, almeno per quanto riguarda la pronuncia. Insomma, questo è, guardatevi Lobotka e prega per noi Don Raffaele, lasciate un like affinché nessuno si affatichi troppo. Io lo dico sempre, non sudare. Buona partita di Olivera, buona partita di Kvara, buona partita di Buongiorno, buona partita di Di Lorenzo, li stiamo vedendo. Lukaku così e così, ma insomma andiamo a passare questo periodo di sosta, che poi lo chiamano sosta, ma è la sosta nazionale, cioè la sosta solamente delle squadre di club, ma questi corrono, e forse corrono anche di più e rischiano anche di più, perché per la loro nazionale sono degli idoli e fanno cose che magari con noi non lo voglio dire, perché non è detto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I like finali portano poi a un video successivo domani. Life, into the